Buongiorno a tutti, questo è lo Scrigno del Calcio e questo video in realtà non era in programma e è una delle cose belle che poi succedono nella vita di tutti i giorni, perché parlando con una persona, con un conoscente tifoso della Roma, stavamo parlando di vecchie partite, di vecchio calcio. Si parlava in generale del Milan, degli anni d'oro del Milan, e lui mi ha detto c'era un giocatore che mi piaceva molto perché faceva gol nei momenti importanti, che era Daniele Massaro, e lo ha detto in un modo come a dire magari ce l'avesse avuto la Roma. E a parte il fatto che la Roma aveva Ruggero Rizzitelli, che era un pochino assimilabile a Massaro, ma io poi così parlando gli ho detto: ma guarda che Massaro ha giocato anche nella Roma, e lui non se lo ricordava. E allora ho pensato che in effetti Massaro, al di là del fatto che tutti sanno che magari giocava nella Fiorentina, che poi è stato uno dei primi acquisti del Milan di Berlusconi, che ha partecipato a tante vittorie del Milan di Sacchi, del Milan di Capello, però non tutti sanno di quest'annata 88-89 in prestito alla Roma. Nell'estate del 1988, dopo che il Milan aveva vinto lo scudetto, si sa che quella sarà l'ultima stagione di Virdis con la maglia del Milan. C'è Van Basten in grande spolvero dopo gli infortuni del primo anno, c'è Gullit ovviamente, e il Milan decide di dare in prestito, un prestito secco, alla Roma Daniele Massaro. Alla Roma, allenata da Lidolm, conviene. Lidolm tra l'altro apprezza anche le doti di Massaro, va a comporre l'attacco con Föller, con Renato e con Rizzitelli, perché nella Roma nel frattempo sono partiti Massimo Agostini, che è tornato al Cesena, Boniek e Roberto Pruzzo dopo tanti anni di militanza, e quindi Föller-Massaro diventa un po' la coppia titolare della Roma. Prestito secco, quindi già si presuppone che Massaro tornerà nell'estate dell'89 al Milan. È una Roma che va a caccia di un piazzamento UEFA, ma è una sorta di passaggio tra la fortissima Roma degli anni '80 e la Roma un pochino più ridimensionata dell'inizio degli anni '90, e quindi i tifosi sono spesso in contestazione perché si aspettano che la Roma comunque sia la stessa che aveva lottato per lo scudetto, che aveva vinto uno scudetto, che aveva lottato per il vertice in tutti gli anni '80, e invece questa Roma qui, nonostante ci sia ancora Lidolm in panchina, è un po' in fase calante. Il primo gol di Massaro con la Roma arriva a dicembre, 4 dicembre 88, all'ottava giornata in casa della Sampdoria, 2-0, è il gol del 2-0 quasi alla fine, a 10 minuti dalla fine. Il secondo gol lo segna sempre in trasferta ad Ascoli. Questa sarà un po' la particolarità di Massaro, i gol in trasferta alla 10ª giornata, quindi 2 settimane dopo, il 18 di dicembre, Ascoli-Roma 0-3, segna anche qui verso la fine il gol del 2-0. Il 29 di gennaio fa gol alla Fiorentina, un gol da ex in Fiorentina-Roma, 2-2. Il quarto gol arriva in un altro pareggio per 2-2, sempre in trasferta a Bergamo, dopo 3 minuti, sia a Firenze che a Bergamo segna, e poi non segnerà più fino al 4 giugno, quando andrà in gol proprio a San Siro. Milan-Roma 4-1, è una giornata sicuramente funesta quella per la morte del tifoso della Roma Antonio De Falchi, che fu praticamente aggredito e inseguito da tifosi del Milan e morì per arresto cardiaco proprio nel terrore di fuggire da queste persone qui. E io, da milanista romano, mi trovo quasi in mezzo a questa diatriba, per quanto io creda che, io sono convinto che il senso di appartenenza a volte sia una stucchevole protezione, un inutile scudo che noi mettiamo a voler difendere o attaccare qualcosa. Antonio De Falchi è diventato una sorta di simbolo dei tifosi della Roma,
ma dovrebbe essere in realtà il simbolo dell'umanità, un ragazzo che parte da Roma e va a Milano per vedere una partita e rimane ucciso, cioè non torna a Roma. Inutile stare a discutere sulle modalità, dovrebbe essere il simbolo di un'umanità che dovrebbe cambiare, non è il simbolo dei tifosi della Roma. C'è questa sorta di, ripeto, di senso d'appartenenza che è veramente, sembra una militarizzazione del tifo, del pallone. Antonio De Falchi era un ragazzo come noi, come lo siamo stati noi, di 18 anni, di 20 anni, era un tifoso della Roma, ma era un ragazzo. È questo che dovrebbe far riflettere le persone. Aperta e chiusa parentesi, il Milan vince 4-1 e Massaro segna il gol dell'1-1, un altro gol da ex, ed esulta. Questa è una cosa, io sono sempre convinto che i giocatori, ma in generale ormai il mondo, segua delle mode. Siccome qualcuno ha fatto qualcosa, si segue l'onda senza neanche sapere il perché. Oggi ci sono dei giocatori che non esultano perché una volta erano stati corteggiati da quel club, una volta si esultava. Pruzzo in quell'anno segnò proprio alla Roma nello spareggio UEFA e esultò come un invasato. Massaro segna alla Roma, segna al Milan con la maglia della Roma ed esulta. Si appartiene, in quel caso il senso d'appartenenza esiste perché sei un professionista, sei pagato da quella squadra, indossi la maglia di quella squadra, devi rispettare innanzitutto i tifosi della tua squadra. Questo non significa dare in escandescenze, questo non significa che Massaro avrebbe dovuto fare le corna o gestacci ai tifosi del Milan, però quello che ha fatto, secondo me, è nella normalità del pallone e dello sport. Il Milan comunque vince 4-1, Massaro gioca 30 partite, segna 5 gol, tutti in trasferta, 4 nel girone d'andata, poi si ferma per tutto il girone di ritorno e a giugno torna, poi il campionato è finito a giugno inoltrato, torna al Milan in quell'estate, nell'estate dell'89, e rimarrà in rossonero fino al 1995. Si perde la vittoria fantastica del Milan a Barcellona contro la Steaua Bucarest, appunto perché era a Roma. Vi faccio vedere la figurina di Daniele Massaro con la maglia della Roma, che è un unicum nella sua carriera, ed è un giocatore che comunque è ricordato piacevolmente dai tifosi romanisti. Ricorda un po' la storia di Saelemaekers, anche se Saelemaekers è stato abbastanza poi insultato dai tifosi della Roma per altre questioni nella partita che si è giocata tra Roma e Milan a gennaio di quest'anno, del 2026. Ma insomma è una storia simile, prestito secco, un anno alla Roma, 30 partite, 5 gol, non tutti se lo ricordano, e io ci ho voluto fare un video. Del resto qua ricordiamo tante cose, perché non ricordare anche Provvidenza Massaro per un anno alla Roma. Questo è lo scrigno del calcio, io torno domani, mi raccomando iscrivetevi al canale.